Sono d'accordo, infatti io credo, senza saper nulla, credo anch'io che alla fine insomma, vedremo Jackson in campo al Carnera domenica, e questa è l'indicazione che traete anche voi dagli allenamenti, senza metterti in difficoltà, amico, ovviamente. Sì. È chiaro, è così, adesso... È in difficoltà. No, non è in difficoltà. Perché lui giustamente vuole fare il giocatore, non vuole Ho capito, ma però, non è che gli hai chiesto... Però, abbando le polemiche... Fra un po' ci picchiamo. Allora, per me Jackson ci sarà, perché insomma conosce bene la squadra, è più inserito tra i tre giocatori, quindi credo che non ci siano problemi su questo. Quindi ci sarà Jackson. E tu con questi nuovi inserimenti come vai a scalarti? Abbiamo visto, ti abbiamo visto giocare 3-4 ultimamente, anche 4. 4-5. Sì, un po' dappertutto. Però ti sei ricavato una tua dimensione. Adesso? Adesso è uguale, il cambio del 3, del 4, del 2, il cambio degli esterni. Chiaro, il mio obiettivo è sempre quello di mettere magari intensità, cambiare un po' il ritmo alle partite. È chiaro che adesso cambia un po' l'assetto, bisogna verificare. Sicuramente in 3 giorni non si può dire cosa porta Forte, cosa porta il nuovo playmaker Letton, è difficile. Come sta Forte? Come l'hai visto il allenamento? Ma l'ho visto sicuramente determinato, arriva prima in palestra, però è normale, quando un giocatore arriva... Perché non sa la strada. Si vuole far vedere. Però, secondo le sue parole, è un po' indietro con la forma. Perché da quando l'hanno tagliato si è dedicato ad altre amenità. Però Lorenzo, il giocatore che abbiamo visto qua al Carnera la prima giornata, è un poeta. Certo, no, poeta gioca a terra, non lo sapevo, ma era scontato. Oggi è carico. Sicuramente è un giocatore che insomma fa spettacolo, che ha tanti numeri, che insomma vale poi la pena andare a vederlo al Carnera. Questo poi da qua a vedere se fa vincere la Snydero ce ne passa. Ora vediamo, chiamiamo in regia un po' di immagini della presentazione dell'altro giorno. Significativo. Prego. Stavi dicendo Lorenzo, scusa? Mi hai tagliato. No, dicevo che guardiamo anche un po' di immagini mentre parliamo di questi 2 nuovi giocatori. Il più bello è quello a destra, si chiama Paolino D'Angelo e fa segretario generale, in questo caso anche traduttore. Miki, tu hai giocato contro Forte, adesso te lo trovi di fianco. Hai provato anche a marcarlo? Ho tentato. Ti ha fatto prendere raffreddore quella partita. Quella partita lì non l'hai visto neanche tu proprio, non l'ha visto nessuno. Ho tentato all'ultimo. Ma lui si ricordava di te oppure ha detto no, who are you? No, è arrivato da me, mi fa ciao, piacere. Ciao Cigno. No, non Cigno, Suon mi ha detto. Suon. No, mi ha detto... No, piacere, che si ricordava di me perché insomma sia quando ero a Siena, l'avevo marcato anche a Siena, me l'avevo presa anche a Siena, insomma l'ho sempre presa da lui. Insomma non sei l'unico in Europa. No, è chiaro che sono stato, mi ricordo, l'ultimo della rotazione a marcarlo, non ce l'ho fatta neanche. Estrema Lazio, no? Diciamo che l'unico che non sta benissimo nel vostro gruppo è Ringhio Gattuso Musso, che ha preso un colpo alla schiena ieri, no? Sì. Causa dello sfondamento. Un intervento di testa. Lui si è rotto il ginocchio, il nostro Gattuso invece, gli facciamo pronta guarigione, ha avuto un contraccolpo alla schiena. Per il resto il gruppo sta bene, no? Mi sembra. Sì, per il gruppo sta bene. E Romero? Romero ancora un po' indietro. Fa fatica, evita i contatti perché giustamente un dito... Però adesso noi stiamo scherzando come giusto che sia, perché la pallacanestro è un gioco meraviglioso. Però arriviamo un po' al dunque. Se domenica non vinciamo, ragazzi, puntini. Ma non mette questo tipo di pressione. No, ma guarda, io devo fare la domanda del bravo giornalista. No. Però è giusto che è giusto. No. Allora, questa pressione si sente. L'unico baluardo udinese. No, ascolta, io che vivo la città magari un po' più degli altri, ma come è normale che sia. mi accorgo che c'è più timore per questa partita, perché le altre era dai c'è la prossima. Questa invece non c'è una prossima, perché se perdi questa vanno 8, noi andiamo a 2. È la famosa ultima spiaggia. Sì, però come disse... alle foci del tagliamento. Potrebbe essere il tagliamento dietro l'angolo. C'è un problema, come disse il vecchio idolo del Carnera, che era Jovan Mihalicic, che salutiamo che era a casa, un ex massaggiatore, disse: una volta arrivati sul fondo non si risale, si comincia a scavare. Quindi bisogna stare molto attenti. Per me Iovo era di un pessimismo leopardiano. Però insomma è una partita pericolosissima. È veramente una partita pericolosissima. Lorenzo, loro hanno in dubbio Apodaca, no? Perché? Come mai? Fresco di arrivo. Perché quello che doveva sostituire l'ultima partita fu una partita straordinaria. Un po' come a Udine, insomma, che non sappiamo bene ancora chi lascerà il posto al nostro amico Crema Catalana, anche se insomma a lungo periodo sembrerebbe Jackson, ma domenica dovrebbe star fuori. Sì. No, perché secondo te non taglia, chi taglia? No? Quando Romero sta bene, tagliano Romero secondo te? No, ma certo, ma solo Romero gioca domenica. No, appunto dico, ma a parte domenica... Per domenica non si pone il problema. Certo, ragioniamo una alla volta. Hai visto che oggi che è filosofo? Sì. Loro però hanno anche Apodaca che non è sicuro di giocare, da Ferrara ancora lo lasciano in dubbio. Ecco,
Quindi insomma, due squadre che giocano anche un pochino a carte coperte. Sì. Ecco. E comunque loro hanno 6 punti, se non erro. Certo. E noi? Noi ne abbiamo 2. Quindi allora, la pressione è tutta dalla parte nostra, giochiamo in casa, dobbiamo vincere assolutamente e abbiamo fatto questi 2 inserimenti, quindi magari pronti via possono dare qualcosa alla lunga quando la partita c'è da giocarla anche sul piano tattico, può essere pericoloso. Insomma. Perché i meccanismi loro sono sicuramente più oliati. Sì, una squadra che sembrava... Però è da vincere, senza pensare troppo. Sì, una partita che vinta può ridarci realmente ottimismo, persa può gettarsi nel baratro, sì. e questa è la nuda e cruda verità. Però la Snider l'ho vista a Milano domenica scorsa, anche se Sacchetti non vuole che lo diciamo, lui non ci sta ascoltando, è una Snider che è piaciuta, Michele. Avete Però combattuto. è piaciuta più di molte volte. Avete fatto una bella partita. Quindi è forse troppo poco, noi giochiamo bene, anche la gente... come risento dice si diverte, cioè non è che dice un basket lento, noioso, si diverte, però purtroppo siamo ultimi, quindi basta divertirsi, magari preferisco giocare 2 partite male ma prendere 2 punti, che magari... In difesa siete, no? Sì, era nata come squadra difensiva, e invece si è rivelata l'opposto. Un po' morbidino. Anche perché insomma, mi sembra che c'è tanta gente con dei punti nelle mani, ma vedi Henderson, vedi lo stesso Torres, no? Vedi Antonutti. Vedi Michelino. Cigno, Lorenzo prima ne parlava prima di andare in onda, ma insomma, diciamo qualcosa su questo ventilato passaggio a Milano la scorsa settimana. C'era qualcosa di vero? Ho una domanda dopo per il suono. Fagliela tu subito. Lorenzo. No, l'hai fatta tu adesso. Scusa, non volevo portarti via la domanda dalla tastiera. Sì, la peggior domanda che magari... No, ma anche in questo caso non è per mettere in difficoltà. È un momento negativo. No. Per me queste cose vengono messe in... Ma non è per mettere in difficoltà, è giusto per fare chiarezza con i tifosi a casa. Insomma, tu sei sempre stato fedele ai colori arancione e poi domenica sul campo mi sembra tu abbia risposto coi fatti, facendo il tuo high score di tutti i tempi. Mi ha fatto vincere una scommessa, mi ricordavo prima. Perché quando lui era bimbo, che è arrivato in Snaidro, io avevo scommesso con quello già citato prima, con Iovo, che lui sarebbe diventato un giocatore importante. E Iovo diceva di no, ma anche lui ci credeva, però per sfida così diceva no, assolutamente, questo bambino non farà. Ho detto vedrai, allora facciamo una scommessa, quando lui farà i primi un ventello, no? Come era ai Termini, sì, perché lui era buon testimone, un ventello in campionato, magari contro una squadra importante, io avrò vinto la scommessa. E infatti adesso... E quindi cosa riscuoti? Una cena, come tanto per cambiare. Michi, comincia a rispondere e poi c'è la pubblicità. Ma guarda, non si può nascondere che ci sia stato magari un interessamento, perché non è che sono sempre bufale quello che scrivono i giornali. Chiaro che adesso non ci ho mai pensato minimamente, non ho mai neanche voluto parlarne di questo argomento. Preferisco parlare coi fatti. Con Milano mi sentivo in dovere, per qualsiasi cosa sarebbe successo, magari se si va, se non si va, di giocare bene per la Snaidero, e quindi ci gioco bene. Penso a Udine e finché per me sarò qui penserò sempre a Udine. La stagione per me è ancora lunga, quindi per me Udine può far bene e io voglio che Udine faccia bene e portarla alla salvezza. Ottima risposta. Lì nella regia, poi Lorenzo è pronto perché lo vedo con sorrisino preoccupato di Michi. A fra poco. Vedremo, sicuro sarà una settimana importantissima, d'altra parte il mercato chiude. Sto vedendo domani. le immagini adesso. Però voi vi guardate le spalle e mi mettete in difficoltà. Allora voi guardate, io chiamo Gaso. Gaso, sentiamo cosa ci racconti oggi, il microfono è tuo. Shakota e Repesha, colpiti ed affondati, allenatori balcanici assaliti dal tarlo mangiapanchine, e Markowski non sorride visto l'aria che tira. Tutte le scuole di Bologna lo hanno fatto, il calcio con Arrigoni, la Virtus con Pasquali ed ora la Fortitudo con Penna Bianca.